Avere cura della cucina, avere cura dello stile di vita, no fumo, no alcol, rimanere sempre un pochettino sotto l'esagerazione, io credo che faccia molto molto bene. Un Veneto su 4 si ammala di tumore a causa di una cattiva alimentazione oltre ad un non corretto stile di vita. È solo uno dei dati forniti dalla sezione padovana della Lega Italiana per la lotta ai tumori, che oggi ad Abano ha condiviso la presentazione della CIA di un ricettario della salute. 11 pietanze con ingredienti della dieta mediterranea, ma soprattutto prodotti tipici del territorio. Dai risi e bisi al baccalà con polenta, dall'orzotto con crema di piselli di Baone alle polpette con fagioli di Lamon. Questo libricino racconta come si possa mangiare sano partendo dai mercati contadini. Come organizzazioni agricole ci stiamo ponendo forte il tema di come uscire da questo momento di crisi. Crediamo che una delle possibilità sia quella di creare reti e sinergie tra istituzioni, associazioni, consumatori e ovviamente i produttori agricoli. Dalla LILT all'Istituto appunto Pietro d'Abano con i propri studenti, a Venice Promex e alla Camera di Commercio che ha finanziato questa bellissima iniziativa. Un tentativo di dare cultura ma anche di valorizzare quello che sono i nostri prodotti. Piatti e prodotti tipici tra le prime attrattive turistiche dei nostri territori, che vedono come primi promotori i professionisti dell'accoglienza. Anche il cameriere, che è il primo contatto con, e forse a volte anche l'ultimo, diciamo con l'ospite, è fondamentale sì che sia un ambasciatore della nostra cultura. Salute, cultura, turismo, tutto partendo da cibo sano e garantito. È proprio per questo da CIA Veneto l'appello perché si riveda la normativa delle denominazioni comunali. Bisogna assolutamente regolamentare tutto, non creiamo confusione con le denominazioni. Le denominazioni comunali sono una cosa, le DOC, le DOP, l'IGP sono un'altra cosa. Dobbiamo cambiare la denominazione, dobbiamo mettere indicazione comunale o altri elementi che non portino confusione ai nostri consumatori.